Momenti di tensione oggi a Racalmuto, una donna barricata in casa con i suoi 2 figli di 4 e 7 anni, lanciato l'allarme, si sono recati sul posto i carabinieri, intervenendo in via Calatafimi, cercando di convincere la donna a mantenere la calma. La ragazza, secondo quanto appreso, non avrebbe minacciato di fare del male ai bambini stessi, ma la situazione è stata costantemente monitorata dalle forze dell'ordine. Al momento non sono chiari i motivi che hanno spinto la donna a barricarsi in casa con i 2 piccoli. La ragazza, quando si apprende, da circa un anno si è lasciata col marito. Secondo le prime ricostruzioni, la donna in cura per molti anni per stati depressivi e ansiosi e da qualche tempo aveva interrotto la stessa, cadendo nuovamente in uno stato confusionale, poco lucido e spesso delirante. Ci sono state ore intense di trattative, molto travagliate tra le forze dell'ordine, e sul posto si sono recati anche vari medici psichiatrici che l'hanno in cura. Intanto si apprende ora che i carabinieri, accompagnati dai vigili del fuoco attraverso una scala, hanno fatto irruzione nell'abitazione e sono entrati attraverso il balcone. Hanno trovato la donna seduta sul divano in un evidente stato di agitazione e di confusione e si è resa senza alcuna opposizione. I bambini, molto provati, fortunatamente non presentavano segni di violenza. Sul posto il marito e si è recata anche il pubblico ministero di turno, Elina Manno.